contabilità di questa mattina del governatore di una regione, del suo assessore, del dottor Rosato, di tutti i veneti, sono 195.000 persone che in questo istante, ore 12, stanno cercando lavoro. 195.000 disoccupati ed è solo uno dei dati di un vero e proprio bollettino di guerra, il rapporto sul mercato del lavoro stilato dall'Agenzia regionale Veneto Lavoro, un elenco che va dal PIL in calo dell'1,6% alle imprese scomparse, ben 8.000. Maggio 2013 abbiamo toccato il picco massimo della crisi in Veneto. Nell'anno 2013 abbiamo avuto 10.000 fallimenti di aziende e i numeri sulla cassa integrazione, sui licenziamenti sono stati i peggiori della storia. Sono 85.000 i lavoratori in meno nel periodo che va da giugno 2008 a giugno 2013, mentre solo l'anno scorso tra industria e settore costruzioni si ha la perdita di 15.400 posti di lavoro che si sommano ai 3.000 dell'agricoltura. Crollano i lavoratori autonomi e artigiani, meno 12.000, mentre salgono di 6.000 i commercianti. E si apre il capitolo delle crisi aziendali, quelle che portano con sé, commenta il governatore Zaia, precariato, crisi familiari e tragedie dei suicidi. Ben 10.000 imprese venete sono state interessate nel 2013 dall'apertura di processi di fallimenti o concordati o scioglimenti e liquidazioni. E di questo dato esiste una distribuzione territoriale che vede Padova maglia nera con 272 aziende in crisi, seguita da Vicenza 203 e Treviso 185. Gli ammortizzatori sociali a carico della regione, 9 milioni nel 2010, sono saliti a 2 miliardi lo scorso anno. Ci sarà una ripresa? Sì, ma lieve. La ripresina del PIL, la previsione che il PIL salirà dello 0,6, 1%, eccetera, purtroppo non si tradurrà subito in ripresa dell'occupazione. Noi pensiamo che i saldi attivi torneranno verso la fine del 2014. Una situazione che penalizza moltissimo i giovani con un tasso di disoccupazione al 25,3%, ma che costringe anche a ripensare al gran numero di immigrati. Dei 195.000 disoccupati, almeno 30.000 sono immigrati. Molti hanno un progetto di vita qui e si sono integrati, altri sono venuti solo per lavorare, hanno le famiglie a casa loro ed è bene aiutarli a tornare a casa.